Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora va bene che usciamo dal postmoderno, va bene che siamo nell'era in cui vale tutto, si può dire tutto, si può ribaltare qualsiasi gerarchia di senso e siamo nell'era della post-verità, virgola. Ma la Cina comunista che dà lezioni agli Stati Uniti d'America su libertà di istruzione, libertà accademica, non ingerenza dello Stato nell'università, anche no, francamente no. Questa cosa prescinde da quello che pensate di Donald Trump, potete pensarne tutto il male possibile, qui come è noto non è così, ma non si può accettare questo nonsense assoluto. Di cosa stiamo parlando? Del caso che nasce dalla decisione sicuramente pesante dell'amministrazione Trump di revocare all'Ateneo di Harvard la possibilità di iscrivere studenti internazionali. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale l'ha messa così: la leadership di Harvard ha creato un ambiente universitario non sicuro, consentendo ad agitatori anti-americani e filoterroristi di molestare e aggredire fisicamente individui, tra cui molti studenti ebrei. Questa è banale cronaca, cioè rammemorare il fatto che nell'ultimo anno perlomeno Harvard è stato teatro di retorica antisemita, ma anche di azioni antisemite, anche di azioni violente, è mera cronaca. Qui a Radio Libertà, peraltro, intervistammo, il nostro Antonino Danna intervistò uno studente di Harvard ebreo che ha denunciato la sua stessa università per antisemitismo, quindi fin qui siamo alla cronaca. Il Dipartimento poi per la Sicurezza Nazionale ha accusato i vertici di Harvard di coordinarsi all'interno di questa politica culturale anti-americana e anti-occidentale col Partito Comunista Cinese. Questo sarà da dimostrare, comunque questa è la decisione sovrana dell'amministrazione USA. Tra coloro che si scandalizzano ci sono molti ipocriti e poi c'è un interlocutore inaccettabile, che è appunto la Cina comunista, la quale ha reagito indignata, ha detto che la decisione danneggia la credibilità degli Stati Uniti e i reciproci legami accademici, e poi ha ricordato che la Cina si è costantemente opposta alla politicizzazione dell'istruzione, che la Cina non vuole la politicizzazione dell'istruzione. Allora, scusate, non proprio però tutti abbiamo l'anello al naso. Allora, cos'è la Cina? La Cina è il più grande totalitarismo oggi esistente sulla Terra, dove esiste il partito unico che coincide con lo Stato e con tutti i gangli del potere politico, economico, capillare sul territorio, ed è un partito comunista. Ebbene, nel totalitarismo comunista cinese non vige la libertà accademica, vige l'indottrinamento scolastico dai più bassi gradi di istruzione all'università. Vige ancora il dogma marxista-leninista, poi aggiornato ovviamente nella pratica poi della vita, che contempla un ibrido, una strana forma di capitalismo di Stato, ma non c'è libertà accademica, non c'è libertà di ricerca, il dissenso viene represso in Cina. Non è che un ricercatore cinese, un accademico cinese può sostenere le idee che vuole, può parlare per esempio liberamente di democrazia politica, di diritti individuali, fin di diritti sindacali. No, non è così. Non esiste un'università libera in Cina, perché il Partito Comunista si occupa di determinare la vita dei cinesi dalla nascita alla tomba, in ogni aspetto, tanto più in un aspetto così decisivo come l'istruzione, da sempre attenzionato da tutti i totalitarismi, quello comunista in primis. Quindi che un paese del genere ricordi agli Stati Uniti d'America che non bisogna politicizzare l'istruzione va oltre il ridicolo, oltre il surreale, oltre il postmoderno. Siamo veramente in una terra in cui vale tutto, e questa cosa viene riportata nei titoli di tutti i giornaloni, di tutti i siti, viene data come una notizia seria. Sarebbe come avvisarci che Bukowski si opponeva agli effetti di un consumo eccessivo di alcol, o che Cicciolina decanta le doti e le virtù della verginità e dell'astinenza. Cioè a questo livello siamo, all'ossimoro. Ecco, ci ribelliamo all'ossimoro. La Cina comunista non può dare lezioni di libertà di istruzione, di libertà accademica alla più grande democrazia del mondo. Grazie a tutti e a domattina.